25 giugno 1950. L'esercito della Corea del Nord invade il territorio della Corea del Sud. Comincia la guerra di Corea. Nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la capitolazione del Giappone provoca uno sconvolgimento politico in tutto il sud-est asiatico. Dopo 35 anni di occupazione giapponese, la Corea viene liberata. Il nord del paese viene occupato dall'Unione Sovietica, mentre il sud dalle forze statunitensi. La Corea viene divisa a metà lungo la linea del 38° parallelo. Dopo il ritiro delle truppe sovietiche e di quelle americane, tra il 1948 e il 1949, il governo comunista della Corea del Nord, guidato da Kim Il-sung, intenzionato a riunificare il paese, decide di attaccare la Corea del Sud, avanzando oltre il 38° parallelo. Viene conquistata la capitale Seul e quasi tutto il sud viene occupato, a eccezione della città di Pusan. Il presidente degli Stati Uniti Truman, per contenere il pericolo comunista, ottiene l'approvazione dalle Nazioni Unite per inviare un contingente internazionale di forze armate sotto il comando del generale americano Douglas MacArthur. Le truppe delle Nazioni Unite, composte in prevalenza da soldati statunitensi, sbarcano in Corea del Sud all'inizio di luglio. Dopo essere stati inizialmente respinti, gli americani ricacciano le truppe nordcoreane oltre il 38° parallelo e Seul viene riconquistata con tutta la Corea del Sud. Passate al contrattacco, le truppe statunitensi conquistano Pyongyang, la capitale della Corea del Nord, e successivamente il fiume Yalu, che segna il confine con la Cina comunista. Il governo cinese reagisce, inviando 250.000 soldati del proprio esercito che travolgono le truppe delle Nazioni Unite. Nel gennaio del 1951, le truppe cinesi e della Corea del Nord conquistano nuovamente Seul. In questa fase del conflitto sorgono contrasti sia tra la Cina e l'Unione Sovietica, che si contendono l'egemonia sul mondo comunista, sia all'interno della dirigenza statunitense. Il generale Douglas MacArthur, per via delle sue idee eccessivamente bellicose e dei suoi propositi di un attacco atomico sul territorio cinese e coreano, viene destituito dal presidente Truman, che lo sostituisce con il più moderato generale Matthew Radway. Nel mese di giugno del 1951, l'ONU invia altri rinforzi militari in Corea, riportando il confine della Corea del Nord al 38° parallelo, stabilizzando il fronte e creando una situazione di stallo. Cominciano 2 anni di negoziati, che si concludono il 27 luglio del 1953 con l'armistizio firmato a Panmunjeom, località sul 38° parallelo, che ristabilisce la situazione preesistente. La Corea divisa in 2, con Pyongyang capitale della Corea del Nord e Seul capitale della Corea del Sud. A dividere i due paesi una zona demilitarizzata, una striscia di terra lunga 250 km e larga 4, tuttora esistente.